domenica. Amiche e amici, buona solennità dell'ascensione del Signore. Il Signore Gesù sale al Padre, quindi prende le distanze, no? Si crea una distanza, si allontana dai suoi, dalla comunità, dai discepoli, dagli amici. È motivo di tristezza questo? Gesù invita a vivere questo allontanamento con una modalità non da persone che sono in lutto, ma con uno stile generativo. Ecco, potremmo applicare questo schema in tante situazioni della nostra vita e immaginare che certe distanze possono corrispondere anche a un nuovo inizio, no? A qualcosa di nuovo. E l'ascensione è collegata con un dono e Gesù invita i suoi discepoli e invita anche ciascuno di noi a gioire per questo dono, perché non si tratta in realtà di un dono, ma si tratta del dono, l'unico di cui abbiamo bisogno, l'unica cosa che Gesù ci garantisce quando noi preghiamo. La preghiera serve per continuare a ricevere, continuare a diventare capaci di ricevere questo dono qua. Si tratta dello Spirito Santo. Io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Ecco, rivestiti di potenza, rivestiti dallo Spirito, perché la parola potenza, dynamis, nel Nuovo Testamento allude sempre allo Spirito Santo. È la potenza che ha rivestito l'umanità di Gesù e che ha fatto in modo che Gesù fosse un uomo diverso dagli altri, perché questa forza, questa potenza che c'era dentro di lui lo ha messo nelle condizioni di poter creare, testimoniare, esprimere, comunicare, trasmettere qualcosa di diverso, no? Gesù, proprio in virtù di questa potenza che viene dal Padre, ci ha mostrato che la nostra umanità può diventare una umanità non tossica, non avvelenata, ma benefica, terapeutica, risanatrice. Gesù, accompagnato da questa potenza, dalla potenza dello Spirito, dice San Pietro, leggiamo nel giorno di Pasqua il grande discorso di Pietro nella casa di Cornelio, Gesù è passato beneficando e sanando tutti. E allora qui si usa il verbo rivestire di potenza, rivestiti, io direi, dalla potenza dello Spirito, lasciare che lo Spirito Santo sia il nostro stilista, il designer, colui che ci offre un nuovo guardaroba, perché i cristiani sono questo nel mondo, sono coloro che non si accontentano di un guardaroba esteriore fatto di abiti superficiali, che a volte noi, soprattutto chi ha tanti soldi, chi ha la possibilità di permetterseli, questi abiti, li usiamo come si usano le maschere, no? Li indossiamo come si indossano le maschere, perché sono qualcosa di esteriore. Ma nel Nuovo Testamento il verbo vestire, rivestire, rivestirsi è usato in continuazione da Paolo, da Pietro, anche dagli altri autori. Vi cito soltanto alcuni testi, i più belli. Per esempio, lettera ai Galati, che Paolo fa una chiara allusione a quello che è il segno battesimale della veste. Poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Ma il testo più illuminante è il capitolo 3 della lettera ai Colossesi.
Non dite menzogne gli uni agli altri, perché vi siete svestiti dell'uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito il nuovo, che si rinnova per una piena conoscenza a immagine di colui che lo ha creato. Attenzione, perché poi arriva un testo, una parte bellissima. Voi, dice Paolo, scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni agli altri, ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, e la parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Ecco. Lasciamo che il dono dello Spirito Santo diventi per ciascuno di noi la possibilità di avere questo guardaroba interiore, che ci permette appunto non di vivere una vita superficiale, ma una vita profonda, che ha radici, che ha fondamento, che ha verità, che ha sostanza e che quindi è una vita che può veramente generare. Ecco. Gesù sale al Padre e ci dice: guardate che però io vi do l'opportunità di essere voi adesso generativi, portatori di quella pienezza di vita che avete visto nei miei gesti, nei miei sentimenti, nelle mie parole. Buona festa dell'Ascensione.